consumati. Grazie, Signore, perché Tu non consideri i nostri sbagli e ci consuma, non distruggi la nostra vita come meritiamo che fosse. Ma ringraziamo, Signore, stamattina Te perché sappiamo che tutto coopera al bene e che le Tue mani, Signore, sono stese su di noi. Grazie del Tuo amore, della Tua compassione, della Tua bontà, ma anche della Tua giustizia, perché Tu hai rivelato la giustizia sulla croce quando invece di condannarci ci hai dato la possibilità di perdono. Signore, grazie di tutto che hai fatto per noi, di tutto che ci hai dato come possibilità per essere salvati, per le testimoni che ci sono dappertutto, che ci portano a credere, che ci portano a ascoltare la Tua parola, agli uomini, donne, che nel corso dei secoli, di questi millenni, Signore, sono stati importanti come testimoni viventi Tuoi sulla terra, perché un popolo credessero in Te, un popolo credesse in Te e che la gente credesse in Te, Signore. E oggi siamo qua perché hanno creduto e non soltanto hanno creduto, ma hanno portato avanti i semi della testimonianza del Vangelo di pace. Signore, grazie perché non ci abbiamo scelto noi, non ti abbiamo scelto noi, ma Tu ci hai scelto, Signore. È vero, ci hai scelti perché se dovessimo scegliere o se dovessimo fare a conto nostro, sarebbe impossibile se Tu non ti rivelassi a noi. E Tu ti sei rivelato a noi di modo grandioso, di modo che nessuno può dire di no, nessuno può cancellare, nessuno può dubitare, nessuno può dire non è vero, perché Tu sei stato in questo mondo e hai calpestato questa terra. E qui, Signore, siamo noi, semi dei semi, e Ti ringraziamo, Signore, perché così sarà fino al Tuo ritorno. Una generazione che parlerà da Te e che annunzierà Te, perché evangelizzazione è la Tua priorità. Grazie, Signore, perché Tu hai dato a noi questo risveglio spirituale. Grazie perché Tu ci hai dato non solo forza, ma Tu ci hai messo in piedi, perché noi non avevamo possibilità di rimanere in piedi. Magari ci alziamo, ma non riusciamo a continuare perché siamo veramente deboli. Ma Tu sei la forza, è in questa forza che noi ci appoggiamo. È in questa forza che noi camminiamo, è su questa forza che noi combattiamo, è su questa forza che noi viviamo, Signore. Grazie della vita dei miei fratelli che sono arrivati, siano quelli da vicino come quelli da lontano, Pastore Vito, la missionaria Giuliana. Signore, grazie di tutto che hai fatto perché loro fossero qui oggi con noi. Grazie perché hai mosso tutto, hai levato le impossibilità, Signore, perché veramente noi non avevamo possibilità di essere qui oggi se fossi con la nostra forza, ma Tu ci hai dato questa possibilità, ma non solo dato la possibilità, ci hai portato fin qui. Ti prego, Signore, perché Tu ci aiuti a passare per le cose che stiamo affrontando, sia difficoltà, sia malattia, sia, Signore, problemi economici, sia questa persecuzione che non finisce mai e non finirà mai finché Tu torni. Finché Tu tornerai, e quando tornerai, Signore, allora la Chiesa trionferà. Signore, ringraziamo stamattina Te perché sei fedele. Ti prego di agire, di parlare con noi. So che Tu hai una porzione riservata, come la manna che Tu provvedeva al popolo di Israele. E so, Signore, che quel popolo
È vero, è il tuo popolo, se ne è andato lontano dalla tua presenza e per causa loro, Signore, una breccia si è aperta e noi abbiamo passato in questa breccia, siamo passati in questa breccia e siamo entrati in questa porta. Signore, tu sei la porta di cui noi siamo entrati e ti prego, Signore, di dare forza al deboli, di sostenere quelli che dondano, Signore, che stanno per cadere, rinforza la loro fede, aiutali in ogni cosa. Ti prego, Signore, per i giovani della tua Chiesa, per quelli che lavorano stamattina, Signore, per quelli che non ci sono per causa del lavoro, per quelli che sono, Signore, in vacanza. Signore, ti prego per ogni famiglia, ti prego per ogni persona, ti prego, Signore, per questa città. Ti prego, Signore, che tu possa abbattere le potestà, i principati, i dominatori territoriali, Signore, nel nome di Gesù. Abbatte, Signore, ogni forza che si alza contro la tua Chiesa. Toglici, Signore, dalle mani degli uomini. Ci fa, Signore, arrivare dove non possiamo arrivare. Signore, ci fa entrare dove non possiamo entrare. Che le testimoni, Signore, possano parlare con autorità, come quella ragazza che era a casa, Signore, di Naaman. Ma lì, Signore, ha testimoniato che in Israele c'era un profeta. Debra Shereme Nevia Subria. Sì, Signore, mentre siamo in un periodo che la città è spenta, che tutti sono fuori, ma la porta è ancora aperta e questa chiesa c'è un profeta e questa chiesa è il profeta di questa città. Signore, ti prego di rinforzare ogni credente, ogni fratello di ogni chiesa, i pastori che operano in questa città, Signore, in questa provincia, tutte le chiese. Ti prego di rinforzarli, che tu possa dare a loro coraggio, strategia, nel nome di Gesù, Signore, perché uniti possiamo, Signore, combattere contro, Signore, il secolarismo, contro, Signore, l'incredulità e contro tanti demoni che sono, Signore, in guerra contro la Chiesa. Ti prego, Signore, per ogni mente, per ogni cuore. Oh, remahasce devi affassia, per ogni famiglia, per quelli che sono lontani dalla tua presenza, per quelli che hanno mollato nella fede. Ti prego, Signore, per quelli che un giorno hanno iniziato quest'opera qui con noi, che suonavano, che predicavano, che pregavano, che partecipavano, ma una freccia li colpì, Signore. Ma ti prego oggi, annulla l'effetto che Satana ha causato in mezzo, Signore, alla tua Chiesa, al tuo popolo, e che possiamo in unità seguire, marciando. Signore, ti prego che tu possa, Signore, prendere il primo posto in questa riunione. Che tu sia la stella stamattina, che tu sia il principale, perché tu sei il Signore che noi siamo qua per servire. Signore, tu sei il nostro Signore, di cui abbiamo dato la vita per te, Signore. Ti prego, benedice i miei fratelli operai che sono nelle basi missionarie, Signore, in tutta la provincia di Pisa, con il missionario Marco, la sua famiglia e tutti i miei fratelli che operano lì, anche provincia di Firenze, Signore, tutti i miei fratelli che cooperano con noi qua. Ti prego, Signore, per la provincia di Verona, Giovanni, Dariana e tutti i fratelli lì, Signore, stendi le tue mani. Ti prego, Signore, per la provincia di Belluno, Signore, Pastore Vito, la missionaria Giuliana e tutti quanti cooperano in quell'opera, Signore. Benedice il tuo popolo, Signore, fa crescere il tuo regno in ogni provincia. Fa, Signore, espandere la tua opera. Signore, tocca nei cuori, perché
ci sia un risveglio spirituale, quelli che non fanno più possano fare, quello che non hanno più desiderio possano avere. Signore, soffia il tuo vento in Italia, dal nord al sud, con un risveglio spirituale. Ho sentito che a Napoli, Signore, un gruppo di 900 giovani, pregavamo noi per questo, si sono alzati e sono lì a evangelizzare in piazza, per le strade. Signore, alza anche qui, Signore. Alza anche qui, Signore, alza al nord d'Italia, Signore, nel nome di Gesù ti prego, Signore, continua con noi, benedici il picnic evangelistico con le famiglie che ci sarà sabato, Signore, ti prego che tu possa prendere quella piazza di Le Cascine, Signore, e che tu possa invitare le persone per sentire la tua parola, ma che tu possa darci autorità, con semplicità, Signore, possiamo annunziare, dire a qualcuno, Signore, anche se a uno, Signore, che tu sei vivente, che tu salva, che tu guarisci, che tu battesi con lo Spirito Santo e che tu tornerai e che la vita non finisce nella morte, ma continua e loro possono continuarla con te, Signore, nel nome di Gesù. Ti prego, benedice ognuno oggi, nel nome di Gesù. Amen, amen. Gloria a Dio. Lodiamo al Signore, fratelli. Alleluia. Con i cantici congregazionali. Alleluia. Vorrei lodare con i miei fratelli. (426). Glória a Dio. Glória al Signore. 426. Quatro, 2, 6. Aleluia. Vorrei sentire la Chiesa. Se por questa vita non mi dà ricchezza, celesti dimore avrò di lassù. Qual alma perduta in duolo e tristezza, di me compassione ebbe sol Gesù. Al di là del sol, al di là del sol, posseggo un asil, asil dolce asil, al di là del sol, al di là del sol, al di là del sol. Posseggo un asil, asil dolce asil, al di là del sol. Così per il mondo me ne vo cantando, anche con le lotte che devo affrontare. Presto Gesù Cristo, se sarò, mi porterà in cielo con lui a regnar. Al di là del sol, al di là del sol, posseggo un asil, asil dolce asil, al di là del sol, al di là del sol, al di là del sol. Posseggo un asil, asil dolce asil, al di là del sol. A tutte le razze del lignaggio umano
Cristo vuole dare piena redenzione, anche una dimora non da mano ci ha preparata nella santa Sion, al di là del sol, al di là del sol. Posseggo un asil dolce al di là del sol, al di là del sol, al di là del sol. Posseggo un asil dolce al di là del sol. Chi ha questa certezza? Alleluia. Noi siamo credenti per andare a vivere dove? Al di là, non qua. Ma sembra che questo messaggio si è dimenticato. La Chiesa, ogni Chiesa vuole essere più bella, più grande, più questo, più quello, più quello, più quello. Quando la dimora è là, quando tutto è là, no. Qui abbiamo bisogno solo di testimoniare che Gesù è lo stesso ieri, oggi e sempre. È vero che noi vogliamo un po' di comodità, la sedia è un più o meno confortevole, ogni sedia è un po', ogni chiesa con la sua, però non guardiamo queste cose, perché si sciupano, passano, finiscono, sì o no? Ma quello che stiamo guardando non è qui, è là. Amen? Perché io mi ricordo, Thales è testimone che noi là nel nordeste siamo per la strada e noi predicando diciamo accetta Gesù per vivere in cielo, è così o no? Noi diciamo accetta Gesù per vivere in cielo, perché la terra non c'è niente di buono. Però in Brasile magari sia più questo messaggio più toccante, perché tante difficoltà, allora uno vuole proprio andare via, perché io dico per me, io con questo dolore sono lì, Signore, è meglio che mi porti via. No? Quando abbiamo un problema vogliamo andare subito via, no? Allora lì, perché ci sono tanti problemi, diciamo qui. Ma se diciamo sulle strade d'Italia, cosa diremo? Accetta Gesù per andare in cielo? Ma qui è il mio cielo, perché ho tutto qui. Ma là non ci sarà infermità, là non ci sarà angoscia, là non ci sarà nessun problema, perché anche se qui è molto buono, ma non siamo liberi dai problemi, dalle infermità, sì o no? Ci sono persone che hanno casa grande, ma hanno bisogno di una badante per pulirsi, perché ha avuto un problema, per lavarsi, perché ha avuto un problema di salute e è lì. I soldi non li può cambiare la situazione, sì o no? È meglio il cielo o no? Dì a tuo fratello, continua, dì a una persona, continua la strada verso il cielo, perché là è molto meglio. Alleluia. Lo diamo ancora. 507. E per andare in cielo bisogna essere nova creatura. 507. Oh Signore, tu mi salvasti, oh mio Signore, dal mondo dove vivevo. Quale amor mi copristi col tuo sangue, mi riempisti della tua vita. Vita eterna tu mi hai dato, oh mio Signore, alla croce quando moristi. Quale amor quella croce sul Calvario, dove tu desti la vita.
fai di me un vaso nuovo, dove gli altri possono bere la tua acqua viva, acqua che toglie la sete. Fai di me un vaso nuovo, dove gli altri possono bere la tua acqua viva, acqua che toglie la sete. Oh Signore, tu mi salvasti, oh mio Signore, dal mondo dove vivevo. Quale amor mi copristi col tuo sangue, mi riempisti della tua vita. Vita eterna tu mi hai dato, oh mio Signore, alla croce quando moristi. Quale amor quella croce sul Calvario, dove tu desti la vita. La Chiesa, fai di me, dove gli altri possano bere la tua acqua viva, acqua che toglie la sete. Fai di me un vaso nuovo, dove gli altri possono bere la tua acqua viva, acqua che toglie la sete. Amen. Il Signore ha detto a Abramo: sia tu una benedizione. È difficile essere una benedizione, sì o no? È difficile. Perché vogliamo la benedizione, ma non vogliamo tante volte essere una benedizione. Parlavo con mia moglie ieri che quando noi ci sposiamo, diciamo, facciamo un voto di fare felice un altro, perché è diverso il matrimonio cristiano. A volte noi vediamo nei film che dice così, che tu sei con quella persona nella gioia e nella tristezza, ma non fa un voto di compromesso con quella persona di farla felice. Ma uno dice: io voglio sposarmi per essere felice. Sì o no? È un matrimonio che nasce nell'egoismo. Ma il nostro impegno è fare quell'altro felice. Perché è biblico, il Signore ha detto a Abramo: sia tu una benedizione. Dio ci ha salvato, fratelli, per essere una benedizione uno agli altri. Il Signore ci ha salvato per questo proposito. E Paolo nel Nuovo Testamento ha rinforzato questo, dicendo: sopportatevi uni agli altri. Il forte deve sopportare il più debole. Ma noi a volte non abbiamo questo. Non sopportiamo. Ma vogliamo essere sopportati, compresi, accettati, rispettati. Ma il Signore ci dice stamattina: dà prima, perché è meglio dare che... Allora dà, consegna. Tu hai gioia per dare, tu hai pace per dare, tu puoi pacificare o tu puoi fare guerra, no? Quindi il Signore ci spinge ogni mattina, ogni giorno a essere questa benedizione. Non per avere la benedizione, perché siamo già benedetti. Ci ha salvato il Signore. Oh Signore, tu mi salvasti, sì o no? Se non fosse il Signore, dove eravamo noi stamattina? Dove eri tu stamattina se non fosse il Signore? Questa sala oggi è occupata dalle persone che hanno un cuore grato al Signore, perché se non fosse il Signore era stato già inghiottito vivo. Tu non era vivo se non fosse il Signore. Se non fosse il Signore, tu non aveva questa famiglia che hai. Se non fosse il Signore. Ma Dio ti ha dato un nome.
E la Bibbia dice che vale più un nome di che molte ricchezze. Dio ti ha dato un nome. A volte tu stai piangendo per la ricchezza. Ci sono persone vendendo un nome per avere ricchezza, ma la ricchezza finisce, passa di mano in mano. Io ho lavorato 10 anni in quella ditta e ho visto uomini potenti, ricchi, che hanno fallito e un altro ha comprato il suo imperio. E di ricco a povero, di capo a funzionario, ho visto. La rota gira. Ai mi asteri mi via foriga. La rota gira. E chi sta giù, a volte sta su. E chi è su, a volte sta giù. Quindi siamo una benedizione, perché quando capiterà che saremo qua, louvi terra sob a faccia. Quando capiterà che la rota giri, tu sei qui, è meglio che tu abbia agito con misericordia verso gli altri, perché così la Bibbia dice che con te sarà usato anche di misericordia. Perché noi non siamo perfetti, siamo qui per grazia di Dio. Siamo qui per la grazia di Dio. Chi può dire un amen forte? Amen. Gloria al Signore, gloria al Signore. Io vorrei invitare, noi siamo in un proposito di preghiera, una campagna di preghiera fino a novembre. Abbiamo iniziato a Scandici e noi siamo in questo proposito di preghiera ogni mercoledì a Scandici, dalle 9 alle 11. E noi inizieremo qua venerdì dalle 9 alle 11, prima del pacco alimentare. Ogni venerdì mattina inizieremo anche qui. E noi saremo in questo proposito. Chi può fare un digiuno in quel giorno, faccia un digiuno. E non pregheremo per soldi, non pregheremo per porta di lavoro, non pregheremo per un risveglio spirituale. Un digiuno per un risveglio spirituale, perché lo spirituale cambierà tutta la tua situazione. Quindi venerdì ti aspetto alle 9 qua per la campagna di preghiera. Se poi chi ancora non può, faccia a casa, faccia al lavoro, ma metta nel suo cuore, dice: Signore, io voglio, chi è di questa base qua, metta nel suo cuore questo proposito: Signore, dammi il venerdì mattina libero perché io possa pregare lì con i fratelli, perché è buono pregare insieme. Oh fratelli, pregare solo è difficile, ma quando noi preghiamo insieme, noi ci aiutiamo a vicenda e così, rinforzati, a casa abbiamo più forza per continuare. E quindi ogni venerdì fino a novembre siamo in questa campagna di preghiera e digiuno per un risveglio spirituale. La tua famiglia sull'altare di Dio, l'Italia sull'altare di Dio, i giovani sull'altare di Dio, gli adolescenti sull'altare di Dio, i bambini sull'altare di Dio. Amen? A Scandici, la responsabile della preghiera è la sorella, la missionaria Josiane, che era in Kenya e è qui con noi, e io vorrei invitarla per fare questa preghiera. E ogni domenica noi faremo una preghiera specifica in tutte le basi per questo risveglio spirituale. Amen? Vorrei invitare la sorella Josiane per pregare per questo risveglio. Mettiamoci in piedi e dopo noi loderemo al Signore. Glória a Deus. Saúdo a igreja na paz do Senhor. Amém? Oramos. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Estamos aqui, Senhor, diante de Ti para clamar, Jesus. A Tua igreja, Senhor, está de pé para Te clamar, Senhor Jesus querido, por um poder pentecostal. Porque, Jesus, precisamos para estar de pé. Precisamos deste poder, Deus amado, para que as pessoas vejam Tu, Senhor, através de nós.
Senhor Jesus querido, abençoa, meu Pai amado, esta obra. Abençoa, Jesus amado, toda a base, Senhor Jesus amado, com teu poder pentecostal. Jesus amado, um poder, Senhor Jesus amado, que seja fogo de Deus nas nossas vidas. Que haja salvação, Jesus. Que tenha batismo com o teu Espírito Santo, meu Pai. Queremos, Senhor, gozar, Senhor Jesus amado, deste poder que nos reveste. Darabachurientarai. Deste poder, Senhor Jesus amado, que santifica. Deste poder, Senhor Jesus amado, que nos dá, Senhor Jesus amado, forças para continuar a tua obra aqui na Itália. Jesus amado, teu Espírito Santo, meu Pai amado, que está conosco, Senhor, clamando a Ti, Jesus, este poder, Senhor Jesus amado, no louvor. Poder, Jesus, na oração. Poder, Senhor, na pregação, Jesus. Poder, Jesus, na vida do nosso Senhor Jesus amado pastor, para libertar, Senhor, dessa enfermidade. Senhor, a tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja, Pai. Precisamos deste poder na nossa vida, Pai, para que as pessoas sejam atraídas por Ti, Senhor. Derrama este poder. Derrama, Senhor, este poder pentecostal na tua igreja, Pai. Somos carentes deste poder. Somos carentes, Senhor, desta unção dobrada do teu Espírito Santo. Derrama, Senhor Jesus querido, na nossa vida, Senhor, de cada membro, Senhor, de cada crente, Senhor. Poder, Senhor Jesus amado, para quando falarmos, Senhor, todos sentimos a tua presença, Deus. Derrama este poder. Te pedimos e te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Gracia, gracia, la grazia di Dio ci basta. Grazia, grazia, la grazia ho trovato in Gesù. Di nuovo. Grazia, grazia, la grazia di Dio ci basta. Grazia, grazia, la grazia ho trovato in Gesù. Amen. Glória a Dio. Fratelli, accomodatevi. In questo momento vorrei invitare fratello Thales per fare questa preghiera per la raccolta delle decime e delle offerte, pregando al Signore che possa benedire ogni famiglia, che ogni lavoratore, perché siamo tutti lavoratori. Siamo tutti lavoratori, ma il Signore, la Bibbia dice che ha riservato una porzione per noi. E per fine la vita eterna. È sempre così. Qua e per fine la vita, perché Lui non ci dà solo qua, è qui e dopo ci garantisce anche cose migliori. Amen? Quindi che possiamo fedelmente servire al Signore. I miei fratelli sanno che quest'opera non è sostenuta dalle persone, dagli enti pubblici, no? Quest'opera è sostenuta dal Signore tramite i fratelli che fedelmente servono al Signore con le sue decime, con le sue offerte e che amano l'opera del Signore, seminano sul campo di Dio. E sono 10 anni che a dicembre si compierà 10 anni che il primo missionario è arrivato, pastore Altair, e fin qui il Signore ci ha aiutato. Non dobbiamo dire, Signore, questo tempo di difficoltà. No, dobbiamo dire, Signore, Tu sei stato con noi ieri, Tu sarai con noi oggi e continuerai con noi
Perché noi camminiamo con chi se non con Dio? Sì o no? Tu lavori con Dio. Tuo capo è Dio. Chi ti sostiene è Dio. Quell'uomo, un giorno, un attimo fratello, un giorno io ero lì al lavoro e mio capo è arrivato. Dio ha detto fortemente nel mio cuore: questo è soltanto il canale che io uso per benedirti, perché la benedizione non viene da lui, viene da me. Lui è solo lo strumento. Tu credi così? Allora tu vedrai tuo capo come un strumento di Dio soltanto, ma non è Dio. Dio è Dio. Alleluia! Hashem è Hashem, Yahweh è Yahweh. Lui è il Signore che comanda nei cieli, sulla terra e anche sotto la terra. Il comando è suo. Chi può dire amen? E lui sta comandando esta mattina e la benedizione continuerà, sia nel deserto, sia sulla montagna, sia sulla valle. Dove tu sei, è là na tua montanha che Dio ti benedirà, è nella mia valle che Dio mi benedirà, è dove tu sei che la benedizione sarà. Ma sia fedele al Signore. Giacobbe ha detto: questa pietra io alzo oggi come un altare, ma quella pietra in Betlemme è diventata un grande tempio futuro. Le cose che tu stai seminando oggi, aspetta. Magari tu non sarai, tu non arriverai al proprio, ma tuo figlio sì. Tu non arriverai lì, ma la tua discendenza arriverà e mangerà della tua fede, non del tuo lavoro, della tua fede. Perché la tua fede fa che tu lavori. Perché se noi non abbiamo fede, fratelli, lavoriamo só per la necessità e siamo schiavi della necessità. Ma noi lavoriamo per fede perché sappiamo che serviamo al Signore. Amen? Fratello Thales. Glória a Dio. Pace a tutti. Oremos. Senhor Jesus, aqui na Tua presença, nós estamos nesta manhã, ó Deus. Te agradecemos pelo Teu amor, a Tua misericórdia, a Tua paz. Neste momento te apresentamos, Senhor, todos os dizimistas e ofertantes da Tua casa. Deus, que o Senhor possa multiplicar mais e mais na vida dos teus servos. Pai, desde já nós te agradecemos pela porta aberta, pela saúde, pela providência, pelo milagre. Deus santo e poderoso, que o Senhor possa abrir as janelas do céu, como diz a tua palavra, e que a tua bênção alcance e multiplique mais e mais para a glória do teu nome, Senhor. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque se nós trabalhamos é porque o Senhor abriu a porta. Se nós trabalhamos é porque o Senhor nos deu a saúde para trabalhar. Se nós trabalhamos, Senhor, é porque Tu és o Deus misericordioso, que cuida, Senhor, dos passarinhos, mas também cuida dos Teus filhos. Deus poderoso e eterno, muito obrigado por tudo. Que o Senhor venha aumentar a fé do Teu povo, Senhor, porque Tu és o Deus da multiplicação. Nós sabemos, Senhor, se formos fiéis no pouco, no muito o Senhor vai nos colocar. Pai amado e querido, muito obrigado por tudo, ó Deus. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Allora, ci sono disponibili sia il POS che con il contante. La missionaria Priscilla lo darà insieme alla chiesa e dopo i bambini vanno alla classe felice e noi sentiremo anche la ministrazione della parola di Dio e riceveremo anche i nostri fratelli che dopo farò le presentazioni. Saluto a tutti con la pace del Signore Gesù. Gloria a Dio. Lodiamo al Signore insieme. La Bibbia dice: non affrettatevi in uscire dalla casa del Signore, ma io vi dico: non affrettatevi in sedervi. Mettiamoci in piedi. Alleluia. Avremo 40 minuti o di più per la parola, quindi sarete seduti. Riposatevi. Ma ora lodiamo insieme. È importante capire che questo momento non è un momento di presentazione della sorella Priscilla, è un momento di lode per la Chiesa,
un momento che abbiamo un'opportunità di consegnare un'altra lode al Signore, continuare la nostra adorazione, perché l'adorazione è continua nella nostra vita, ma fa parte dell'adorazione la lode, e la Bibbia dice che Dio abita in mezzo alla lode. Alleluia, che possiamo adorarlo, perché l'unico che è degno di ricevere la nostra adorazione è Lui. Alleluia. Alleluia. Questa tutti noi conosciamo. Non guardare chi è accanto se ti fa una faccia brutta perché canti. Canti lo stesso perché canti per Lui. Alleluia. Tutti insieme. All'unico che è degno di ricevere l'onore, la gloria, la forza e il potere, al Re eterno, immortale, invisibile ma reale, a Lui rivolgiamo la lode. All'unico. Alleluia, consegna la tua lode. L'onore, la gloria, la forza e il potere. Al Re eterno, immortale, invisibile ma reale, a Lui rivolgiamo la lode. Incoroniamo te, oh Re Gesù, incoroniamo te, oh Re Gesù, adoriamo il tuo nome, adoriamo il tuo nome, ci arrendiamo ai tuoi piedi, consacriamo tutto il nostro cuore a te, all'unico che è degno di ricevere l'onore, la gloria, la forza e il potere, al Re eterno, immortale, invisibile ma reale, a Lui rivolgiamo la lode. Incoroniamo te, oh Re Gesù, incoroniamo te, oh Re Gesù, adoriamo il tuo nome, adoriamo, ci arrendiamo, sì, ai tuoi piedi, consacriamo tutto il nostro cuore a te. Incoroniamo te, oh Re Gesù, incoroniamo te, oh Re Gesù, adoriamo il tuo nome, ci arrendiamo ai tuoi piedi, consacriamo tutto il nostro cuore a te, consacriamo tutto il nostro cuore a te. Alleluia. Gloria a Dio, vorrei invitare i bambini per la classe felice, venite. Gloria a Dio. Io vorrei invitare la missionaria Giuliana, che anche lei in provincia di Belluno ha una grande responsabilità insieme a Pastore Vito, che svolgono una opera bellissima, e vorrei chiedere a lei di fare questa preghiera per i bambini, perché
anche se sono oggi 3, non sono tanti, ma gli altri sono in vacanza e torneranno tutti, ma oggi non sono tanti, ma noi preghiamo anche se c'è solo uno. E facciamo la classe felice anche se c'è solo uno. È così qui. Missione è missione, sì o no? Gloria a Dio. E quindi vorrei invitare la missionaria Giuliana per fare questa preghiera. Dopo anche lei lascia un versetto, prendi già la Bibbia, che dopo lei lascia un versetto e noi sentiremo dopo. Vorrei invitare anche la Chiesa a mettersi in piedi perché vogliamo ricevere i nostri fratelli, perché non daremo benvenuti a loro, perché loro sono di casa. E chi è di casa non si dà benvenuto. È così o no? Chi è di casa, ha anche la chiave di casa. Amen? E quindi possiamo ricevere questa famiglia missionaria, Pastore Vito, la missionaria Giuliana che opera nelle Adamiti lì a Belluno, con un abbraccio forte dicendo come è buono che siete qua con noi. È buono che siete qua con noi, meraviglioso. Un abbraccio forte, Chiesa, in loro. Amen. Amen. Signore, siamo davanti alla tua presenza, Padre, per benedirti e per lodarti e per innalzare il tuo nome, Signore. Padre, io voglio pregarti insieme alla Chiesa, Signore, per questi bambini, Signore, che tu possa essere la loro protezione, la loro guida, Signore, che tu possa essere il faro sul loro sentiero, Signore. Questi bambini, Signore, sono la Chiesa del domani e noi vogliamo benedirli, vogliamo stendere le nostre mani sulla loro vita per protezione, per benedizione, Signore. Fa che possano crescere in salute, Signore, sani, Signore, e che possano essere, Signore, tuoi strumenti domani, Padre, per annunciare ancora che tu sei il Re dei Re, che tu sei il Signore dei Signori. Padre, noi ti preghiamo e ti benediciamo per la loro vita e ti ringraziamo nel nome di Cristo Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Alleluia. Amen. Saluto la Chiesa con la pace del Signore. E questa mattina per noi è un grande onore essere qui con voi, essere qui alla presenza del nostro Signore e lodare il nostro Signore tutti quanti insieme. È veramente una gioia per me, per noi, far parte di questa splendida e meravigliosa famiglia che il Signore ci ha donato. E questa mattina il mio cuore batte forte perché mentre il pastore predicava parlava della preghiera e del proposito che faremo, anche noi ovviamente faremo, è un proposito che tocca il mio cuore, ma deve toccare il cuore di tutti, di ogni cristiano, perché se non ci consacriamo, se non consacriamo le nostre vite al Signore, non saremo pronti per vederlo faccia a faccia un giorno. Questi giorni consideravo appunto la santità di Dio, no? La santità del nostro Signore, e non possiamo davanti alla santità di Dio non essere onesti, pastore, con noi stessi, no? E riconoscere che noi siamo peccatori, che siamo mancanti ogni giorno, veniamo meno al patto che facciamo col Signore e siamo umani, no? E quindi in quanto tali sbagliamo, cadiamo, pecchiamo ogni giorno. Se siamo onesti dobbiamo riconoscere che davanti alla santità di Dio abbiamo bisogno di ritornare ai suoi piedi e di chiedere proprio a Lui un battesimo di fuoco, un battesimo di risveglio per essere infuocati, perché soltanto così possiamo continuare il cammino e arrivare alla meta. Arrivare alla meta però ci dobbiamo arrivare strappando quanto più anime possibili all'inferno, no? Perché c'è un mondo fuori che sta morendo senza conoscere il Signore, e questa è la responsabilità della Chiesa, la responsabilità non solo tua, pastore, e non solo mia, non solo di Priscilla, ma questa è la responsabilità della Chiesa. Ognuno di noi ha la responsabilità di andare lì fuori, perché sapete, è bello ritrovarci insieme alla domenica, noi facciamo il culto a sabato, è bello stare insieme, è bello anche avere comunione l'uno all'altro, pregare, farci forza.
ma questo ha un unico obiettivo: uscire, andare fuori a portare il Vangelo, perché soltanto una chiesa forte, una chiesa ravvivata dallo Spirito Santo può andare fuori a evangelizzare, perché altrimenti, sapete, tante volte ho sentito una volta una storia, no? di un pastore che era bello, in cravatta, con la Bibbia sotto al braccio, e andava in ospedale a evangelizzare un uomo, no? E a fianco al letto di quest'uomo che questo pastore andava a evangelizzare c'era un figlio di Dio, anche lui ammalato, era lì per un problema, era lì ricoverato. E quest'uomo ha evangelizzato con la sua vita questa persona che stava al fianco del letto, e lui disse: io ho ascoltato le parole di un pastore, ma quello che tu dici è arrivato dritto al mio cuore. Questo perché? Perché quella persona, quel fratello lì, aveva vissuto la stessa esperienza che ha vissuto quella persona, e quindi poteva empatizzare con quella persona. E questo è quello che dobbiamo fare anche noi. Non dobbiamo vestirci di religiosità e uscire fuori con il dito puntato alle persone, giudicando e mettendoci su un piedistallo. No, fratelli, sorelle, scendiamo anche noi e tocchiamo, empatizziamo con le persone, perché questo, più che le nostre parole, arriveranno dritte ai cuori che hanno bisogno di Gesù. E questo è quello che era il mio pensiero, è il mio desiderio, che ogni chiesa, chiesa sul territorio, ogni pastore, ma soprattutto tutti uniti, possiamo diventare delle piccole fiammelle, tutti insieme fare un grande fuoco e incendiare questa nazione che ha bisogno del Signore. Amen. Però per fare questo, pastore, leggo solo un versetto. Per fare questo abbiamo bisogno di consacrare le nostre vite e di veramente chiedere a Dio che ci infiammi sempre di più. Scusatemi. In Seconda Tessalonicesi non lo trovo più. Non lo trovo più, perdonatemi. Ma il versetto che dice: tutte le cose onorevoli, tutte le cose di buona fama, tutti i desideri che vengono dal Signore, quello dobbiamo fare parte, devono entrare nel nostro cuore. Ma perché questi desideri entrano dentro di noi dobbiamo inchinarci davanti al Signore, chiedere al Signore di consacrare le nostre vite. È soltanto così che noi potremmo fare la differenza. Soltanto se consacriamo le nostre vite possiamo fare la differenza. Amen, fratelli. Vi amo nell'amore del Signore e che Dio ci benedica. Amen. Glória al Signore. Che possiamo pregare per la missionaria Juliana, che sta operando lì, continua a operare, né, come i fratelli sanno. E non è facile. Ogni provincia ha delle sue difficoltà, ma possiamo dire a lei: stendete le mani così e diciamo: missionaria Juliana, tu non sarai mai libera dalle nostre preghiere. Amen. Il pastore ha detto: misericordia, non sarà mai libera di cosa. Fratelli, ci sono due persone che ci visitano stamattina, che è la sorella Anna. Benvenuta. Possiamo dare benvenuta alla nostra sorella? Benvenuta nel nome di Gesù. Amen, glória a Dio. Anche il nostro fratello Michel, che Dio ti benedica. Possiamo dare benvenuto al nostro fratello? Diciamo: benvenuto nel nome di Gesù.
Amém. Um abraço a voi. Questa è casa vostra. Anna, Michel, questa è casa vostra perché è la casa del Padre. Non è nostra, è di Lui. E sono felice anche che oggi c'è con noi Glauco, la Sabrina, e siamo felici con questa famiglia. Possiamo dire gloria a Dio? No, non è, dove è la felicità? Possiamo dire gloria a Dio? Amen. Io sono felice per tutti, Glauco? Il mio gloria è più grande. Perché chi vive sa il valore della persona, no? Quando tu vivi con la persona, sai il valore della persona. Quando tu vedi da lontano, una volta una persona dice così a me, mi ha detto così: tu conosci pastore? No, ma non conosci quel grande no. Ossia, per me non ha valore perché non conosco, ma voi avete un grande valore nel mio cuore perché vi conosco e so il valore che avete nel regno di Dio. E mentre parlava la Giuliana, ricordavo della Sabrina che ha iniziato con un gruppo, questo gruppo, l'Ufadamiti oggi, che è l'unione femminile della nostra chiesa. Ha iniziato lei, non era Ufadamiti, ma lei faceva un tè delle donne, riuniva e parlava e seguiva le donne. E sono semi che noi lanciamo e che non sappiamo, come la Bibbia dice, capitolo 11 di Eclesiasti: lancia il tuo pane sulle acque e dopo tanti giorni lo avrai. E quindi noi non avremo, ci sono semi, perché quello pane significava il modo, perché Salomone era intelligente, lui cercava tutte le intelligenze e tutte le cose che aveva nel mondo, e lui, essendo un grande diplomata, lui è andato in Egitto e ha visto come gli egiziani seminavano, e loro facevano dei canali lunghi dove deviavano i fiumi, come fate qua in Italia, e lì lanciava i semi, perché non aveva tanto bisogno dei lavoratori per seminare, e sull'argine di quei canali nascevano tutti i semi. Dopo che passava la pioggia, che veniva il tempo di crescita, di germoglio dei semi, allora sull'argine di quei canali veniva tutto fiorito, tutto l'agricoltura produceva, e loro facevano la raccolta per il loro magazzino. E tu, Sabrina, hai seminato, e guarda come questo seme sta germogliando a Pomaranche. C'è un gruppo delle donne là. A Pisa inizieremo, in nome di Gesù. Qua, Scandite, abbiamo iniziato questa settimana questa intercessione, ma ci sono già delle donne lì forti, e così si va avanti, perché l'opera di Dio è così. Che Dio ti benedica, Sabrina, che tu possa raccogliere un frutto non solo terreno, ma eterno, per la gloria di Dio. Amen? Fratelli, sentiamo la potente parola di Dio, perché siamo qui per la parola, sì o no? Chi vuole sentire la parola? Alleluia. Pastore Vito, lui predicherà la parola stamattina. Noi siamo amici quando non eravamo insieme nella missione. Allora, correggo. Noi siamo stati sempre insieme in missione, perché la missione non è Shadamiti, la missione è il regno. Sì o no? Allora siamo stati sempre insieme. E lui veniva da noi, quelli che sono più antichi ricordano, e quelli che sono in vacanza non possono dire perché non vedono. Ma sanno che da tanto che ci conosciamo, e Dio ha voluto non solo unirci in missione universale, ma anche in missione personale particolare. E noi siamo insieme in questa missione, e Belluno rappresenta, il pastore Vito rappresenta la Shadamiti a Belluno lì, e anche in provincia di Belluno, e io sono molto contento perché è buono camminare con un amico, sì o no? Amen. Mamma mia, camminare con un nemico è difficile, ma dobbiamo anche camminare. Ma con un amico è piacevole. Alleluia. Gloria a Dio. Amen.
Dio ti darà amici. Dio ti darà amici, amen? Io sono contento che mi ha dato amici in questi anni di missione e questi amici vengono preservati. Abbiamo i nostri falli, i nostri errori, sì, ma la vera amicizia è quella che supera gli errori, che è capace di perdonare e di dire continuiamo. Sì o no? Amen? E se litighiamo, ci perdoniamo e camminiamo. Glória a Dio. Mettiamoci in piedi per la parola di Dio e per ricevere l'uomo di Dio. Alleluia. Saluto la Chiesa con la pace del Signore. Sono onorato questa mattina di stare qui in mezzo a voi. Predico con microfono o senza? È un rischio, eh? Ah, bene, bene. Sono veramente onorato di stare in mezzo a voi questa mattina. La presenza di Dio è qui, amen. Vogliamo dare un gloria a Dio tutti insieme? Gloria a Dio, amen. Il popolo di Dio è un popolo fervente, sveglio, gloria al nome del Signore. E quando stiamo davanti alla presenza di Dio dobbiamo giubilare, dobbiamo giubilare. C'è un salmo meraviglioso che dice: non c'è delusione sul volto, su coloro che sperano nel Signore. E noi siamo qui questa mattina perché noi speriamo nel Signore, è vero? Perché c'è una speranza, una certezza nel nostro cuore che lo Spirito Santo vive dentro di noi, e sul nostro volto non ci deve essere la delusione, ma ci deve essere la gioia del Signore. Gloria al nome del Signore. Ecco perché quando stiamo alla presenza di Dio le bocche si devono aprire. Si devono aprire per lodare, glorificare, adorare colui che ci ha scelti, colui che ci ha salvati e colui che ha preparato un luogo e ci sta aspettando. Amen. Gloria al nome del Signore. Questo veramente ci deve far gioire. Fratelli, si è parlato dall'inizio del culto di essere ferventi, di essere risvegliati, e questa mattina la parola di Dio arriva in questa direzione perché abbiamo bisogno di essere risvegliati, e per essere risvegliati abbiamo bisogno di combattere, e non soltanto di combattere, abbiamo bisogno di vincere nel nome del Signore. Amen. Ho chiesto alla sorella di mettere un versetto che non è il testo che noi leggeremo, ma è un'introduzione a quello che il Signore vuole dirci attraverso la sua parola. Ci sei? Primo Samuele, capitolo 17, il versetto 40. Ecco qua. Amen. Leggiamo questo versetto e poi dopo andiamo a leggere il testo che il Signore ha messo nel mio cuore. Alleluia. Dice così. Sta parlando di Davide. E prese in mano il suo bastone, si scelse nel torrente 5 pietre imbellisce, le pose nella sacchetta da pastore che gli serviva da carniera, e con la fionda in mano mosse contro il Filisteo. Alleluia, si mosse contro il Filisteo. Anche quando predicava a Belluno questo, anche abbiamo la stessa traduzione, ma non è che mi piace così tanto, sai pastore? Però... Alleluia, perché dice la pose nella sacchetta da pastore che gli serviva da bisaccia, e con la fionda in mano si diresse verso il Filisteo. Vogliamo pregare? Alleluia. Padre, nel nome di Gesù noi presentiamo la tua parola questa mattina, che la tua parola arriva per farci del bene, la tua parola arriva per scuotere, per incoraggiarci, per correggerci, Signore, per esortarci, per riempirci, Signore, e noi vogliamo avere un cuore predisposto nel ricevere la tua parola, perché quando, Signore, noi abbiamo un cuore predisposto, noi usciremo da questo luogo cambiati, trasformati, benedetti da te, Signore. Non usciremo come siamo entrati, ma usciremo fortificati, guariti, Signore, trasformati, perché la tua parola ci trasforma, la tua presenza, Signore, cambia l'intero nostro essere. Padre, noi presentiamo la tua parola, Signore, la tua parola che è già benedetta, ma ti chiediamo di benedirla nei nostri cuori, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Possiamo accomodarci, fratelli? Ho voluto leggere questo versetto prima di leggere il testo in 2 Samuele capitolo 21, perché è un atto profetico che Davide fa.
Noi tante volte quando leggiamo la parola di Dio, tante volte la leggiamo anche velocemente e non ci soffermiamo su alcuni aspetti molto importanti che il Signore ci dice, ci dà attraverso la sua parola. Vediamo che Davide era un giovane che era stato scelto da Dio. Vi ricordate la storia quando Dio mandò Samuele alla casa di Isai, che doveva ungere il figlio di Isai come futuro re di Israele? E vediamo che non c'era nessuno in casa, ma c'era un giovane che era lì a pascolare le pecore, il gregge di suo padre. E vediamo che Dio aveva già scelto Davide. E come diceva il pastore all'inizio, non siamo noi che abbiamo scelto Dio, ma è Dio che ha scelto noi. Possiamo dire è Dio che ha scelto me? Possiamo dirlo, fratelli, Dio ha scelto me. E Dio ci ha scelti per un proposito, per uno scopo. Non per riscaldare le sedie, non per stare la domenica in chiesa. No, Dio ci ha scelto per uno scopo ben preciso, affinché noi possiamo essere di benedizione per questo mondo che sta perendo, E tante volte noi siamo indifferenti davanti ai bisogni del mondo, siamo indifferenti davanti ai bisogni della gente, e noi dobbiamo prendere questa consapevolezza che noi siamo stati scelti da Dio per un proposito ben preciso. Davide era stato scelto da Dio, non era ancora stato unto, ma era stato scelto. E quando Samuele disse mandate a chiamare anche l'altro figlio, il Signore disse a Samuele è lui che ho scelto, è lui che deve ungere come futuro re di Israele. E vediamo che Davide fu unto come re di Israele, ma Davide non era ancora sul trono. A differenza di Saulo che era sul trono, ma Saulo non aveva più la presenza di Dio, perché lo Spirito di Dio si era allontanato da Saulo. Saulo non aveva l'unzione di Dio, Davide aveva l'unzione di Dio. Gloria al nome del Signore. Fratello, sorella, è l'unzione che fa la differenza. E questa unzione che noi dobbiamo ricevere, la riceviamo soltanto quando abbiamo un'intimità con il Signore, quando noi camminiamo in ubbidienza al Signore. E vediamo che Davide è stato trasformato nel deserto. E tante volte quando noi siamo nel deserto, attraversiamo i deserti, tante volte noi ci lamentiamo. Perché è umano lamentare? Perché, Signore, mi sta succedendo tutto questo? Signore, perché io sto passando questa afflizione? Perché io sto vivendo questa tempesta? Fratello, sorelle, cambiamo il nostro linguaggio. Noi dobbiamo dire al Signore: Signore, cosa mi vuoi insegnare in questa tempesta? Signore, cosa mi vuoi insegnare in questa difficoltà? Perché la tempesta, la difficoltà è una scuola di formazione per la nostra vita. Dio ci trasforma nelle tempeste, Dio ci trasforma nelle difficoltà, perché nelle difficoltà noi impariamo a dipendere dal Signore. Impariamo a dipendere dal Signore. Davide aveva imparato a dipendere dal Signore non quando era sul trono, ma quando era nel deserto. È lì che imparò a dipendere da Dio. E vediamo quando lui deve affrontare Goliat, quando lui va sul campo di battaglia e vede questo gigante che si presenta davanti al popolo per intimidire il popolo, per scoraggiare il popolo, per insultare il Signore. Vediamo che il popolo di Israele indietreggiava davanti alle minacce del nemico. Il popolo di Israele aveva paura davanti alle minacce del nemico, ma quando Dio trova un uomo e una donna che dipende da Lui, non ha paura delle minacce del nemico, ma affronta il nemico con l'autorità che ha ricevuto dal Signore. Fratello, sorelle, noi riceviamo autorità nella tempesta, nel deserto. E Davide, quando si presenta sul campo di battaglia, Saulo gli voleva offrire la sua armatura. Metti un re che aveva paura di scendere in battaglia, aveva paura di affrontare il Filisteo, che cosa fa? Vuole mettere la sua armatura sul corpo di Davide. Ma quell'armatura non era l'identità di Davide, quell'armatura era l'identità di Saulo, perché Davide già aveva un'identità spirituale davanti al Signore.
Infatti quell'armatura gli era scomata. No, non mi va bene questa armatura è tua. Io ho un'altra armatura, io ho un'altra identità e questa identità me l'ha dato il Signore. Io andrò a affrontare quel gigante, ma non andrò a affrontare quel gigante con la spada, con lo scudo. No. Io andrò a affrontare quel gigante con l'autorità che Dio mi ha rivestito. Gloria al nome del Signore. E vediamo che lui aveva il bastone in mano. È scritto, prese il bastone, scese nel torrente. In quel torrente prese 5 pietre bellisce, levigate dall'acqua. Era lì. Ma Davide scese nel torrente con il bastone in mano, che è il bastone che rappresenta l'autorità, la fiducia nel Signore. E lui con quel bastone in mano si inginocchiò verso il torrente, perché non poteva prendere le pietre stando in piedi, è vero. Per prendere delle pietre bisogna abbassarsi. E Davide si abbassò al torrente della presenza di Dio, si abbassò al torrente che scorreva dal trono di Dio. In quel torrente lui prese 5 pietre. Era un atto profetico che Davide stava facendo, perché lui sapeva le battaglie che erano davanti a lui. Fratello, sorella, noi dobbiamo essere consapevoli delle battaglie che sono davanti a noi, perché il nemico si scaglierà contro di noi fino alla fine. Fino alla fine. Finisce una battaglia, inizia un'altra. Finisce un'altra, ma inizia ancora un'altra, perché il cammino del cristiano è un cammino di guerra, è un cammino di battaglia. Coloro che non vogliono combattere non sono adatti per il regno di Dio. Coloro che hanno la mano sull'arata e poi la lasciano non sono adatti per il regno di Dio. E noi vogliamo essere uomini e donne adatti per il regno di Dio, è vero? Gloria al nome del Signore. Allora Davide era lì con il suo bastone che scelse queste 5 pietre, era lì prostrato in umiliazione davanti al Signore, perché lui sapeva in chi aveva creduto, perché Dio già aveva mostrato la sua gloria, la sua potenza nel deserto. Perché lui dice, quando io pascolavo il greggio di mio padre, si presentava l'orso, si presentava il leone. Fratello, sorella, quando noi vediamo l'orso e il leone, è vero, nei telegiornali vediamo tante volte un orso che si presenta nei boschi. Questo orso e questo leone vuole farci paura. Ma Davide non aveva paura, perché Davide aveva l'unzione, perché Davide aveva l'autorità e lui era consapevole. Davide poteva dire, io so in chi ho creduto. E lui si presenta così davanti a Goliat, nel dire, io il Signore che mi ha liberato dalle fauci del leone e dell'orso, mi libererà anche dalla tua mano incirconciso. Incirconciso mi libererà anche dalla tua mano, perché il Signore è con me e la mia fiducia è nel Signore. Io so che ti abbatterò, gigante. Gloria al nome del Signore. Queste 5 pietre non solo 5 pietre di scorta, manca un obiettivo, ne prendo un'altra. No, fratello. Andiamo a vedere che la prima pietra fu scagliata contro Goliat, contro l'uomo forte, che significa splendore. Un uomo che vuole incutere paura, che Goliat rappresenta l'orgoglio umano. È il primo gigante che noi dobbiamo abbattere, fratello, sorella, è il nostro orgoglio. Perché questo gigante si presenta davanti alla tua vita, si presenta davanti alla mia vita, perché vuole regnare, questo orgoglio vuole avere vinta su di noi. Perché quando l'orgoglio fa parte dell'essere umano, l'essere umano non dipende più da Dio,
Dio, ma inizia a dipendere da se stesso. Inizia a dire: io risolverò io questa situazione, risolverò io questo problema, non ho bisogno del consiglio del pastore, non ho bisogno di andare in chiesa, ma io farò. Fratello, sorella, Davide si presenta davanti a questo gigante, prende la prima pietra, la mette nella fionda, la lancia contro questo gigante, abbatta Goliat. E noi dobbiamo abbattere questa mattina l'orgoglio che è dentro la nostra vita. Noi vogliamo avere un risveglio, amen. Vogliamo avere un risveglio, ma per avere un risveglio abbiamo bisogno che noi riconosciamo quello che c'è dentro di noi, che deve essere liberato, sradicato, purificato dal sangue di Cristo oggi, non domani, oggi, fratello, sorella. E questa parola arriva proprio in questi termini per farci vedere ciò che dentro di noi deve essere sradicato, deve essere abbattuto, deve essere demolito. E vediamo che lui si presenta davanti al gigante, davanti all'orgoglio, e dice: io vengo davanti a te non con la spada, ma vengo davanti a te nel nome del Signore degli eserciti. E lui lancia la pietra, il gigante fu abbattuto, prese la spada del gigante e lui gli tagliò la testa, perché mise fine. Fratello, sorella, quando noi non tagliamo la testa al nostro gigante, questo gigante prima o poi si metterà in piedi. Ma ci deve essere questa mattina una vittoria completa sul gigante dell'orgoglio. Quanti vogliono vincere? Gloria al nome del Signore. E per vincere, fratello, sorella, abbiamo bisogno di combattere. E se non combattiamo non c'è la vittoria. Chi vuole avere la vittoria deve combattere. Non c'è vittoria senza combattimento. E l'Apostolo Paolo ci parla di un combattimento, è vero. Il nostro combattimento non è contro carne e sangue, ma contro i principati, le potestà, i dominatori di questo mondo di tenebre. Abbiamo, fratelli, abbiamo un mondo spirituale da combattere, abbiamo dei giganti da combattere, da affrontare ogni giorno. Ogni giorno si presenteranno davanti alla nostra vita, ogni giorno. Non possiamo servire Dio un giorno sì e il resto della settimana no, ma ogni giorno il gigante si presenterà davanti alla tua vita. Gloria al nome del Signore. L'attitudine di Davide era un'attitudine di umiltà. Un'attitudine di umiltà. E quanti conoscono la storia di Davide? Spiritualmente questo gigante si presenta davanti alla vita di Davide. E quando Davide non volle scendere in guerra, in battaglia, era lì, sul balcone. È vero? Vi ricordate? Il suo cuore inizia a inorgoglirsi. Questo gigante si ripresentò. Davide fece ancora un altro errore. Quando fece il censimento, che Dio non aveva chiesto di fare il censimento, ma lui volle fare il censimento. E Dio li riprese, perché il suo cuore iniziava a inorgoglirsi. Fratello, sorella, dobbiamo stare attenti, perché questo gigante si presenta ogni giorno davanti alla nostra vita, e soltanto con l'autorità, con la fermezza nella parola del Signore noi possiamo abbattere questo gigante. Gloria al nome del Signore. Ci sono ancora altre 4 pietre, vero? Erano 5, meno 1, ci sono 4 pietre ancora. Andiamo a leggere il testo in 2 Samuele, capitolo 21, dal versetto 15 al versetto 22. Secondo Samuele 21, dal versetto 15 al versetto 22. Amen. Possiamo alzarci in piedi davanti alla parola, fratelli? La missionaria Priscilla ha avuto fede nel dire 40 minuti. Amen. Abbiamo trovato. Ci fu di nuovo guerra tra i Filistei e gli Israeliti, e Davide scese con la sua gente a combattere contro i Filistei. Davide era stanco, e Isbi-Benob, uno dei discendenti di Dafa, che aveva una lancia di bronzo del peso di 300 sicli e portava un'armatura nuova, manifestò il proposito di uccidere Davide.
Ma Abisai, figlio di Seruia, venne in soccorso al re, colpì il filisteo e lo uccise. Allora la gente di Davide gli fece questo giuramento: tu non uscirai più con noi a combattere ed eviterai che si spenga la lampada di Israele. Dopo questo ci fu un'altra battaglia con i filistei a Gob. Allora Sibecai il Cusatita uccise Saf, uno dei discendenti di Rafa. Ci fu di nuovo una battaglia con i filistei a Gob ed Elcanan, figlio di Iare Eregim di Betlemme, uccise Goliat di Gat, che aveva una lancia robusta come un subbio da tessitore. Ci fu un'altra battaglia a Gad, dove si trovò un uomo di grande statura, che aveva 6 dita in ciascuna mano e in ciascun piede, e in tutto 24 dita, e che era egli pure dei discendenti di Rafa. Egli insultò Israele e Jonathan, figlio di Semea, fratello di Davide, lo uccise. Questi 4 uomini erano nati a Gat della stirpe di Rafa. Essi perirono per mano di Davide e per mano della sua gente. Alleluia, possiamo accomodarci? E qua vediamo le altre 4 pietre. Quando Davide fu unto, inizia con una battaglia. E Davide fino alla sua morte finisce con una battaglia. E questo ci parla che il percorso di cristiano è un percorso di battaglia, perché nel nostro cammino incontreremo sempre giganti da affrontare. E noi andiamo a vedere nello specifico questa mattina cosa rappresentano questi giganti e cosa significa il nome di questi giganti. Vediamo che la parola non parla un po' del contesto all'inizio, che c'era una carestia in Israele perché Saulo aveva ucciso i Gaboniti, no? Se noi leggiamo il capitolo 21 dall'inizio, i primi versetti, vediamo questo, no? Per 3 anni c'era una carestia in Israele, e quando Davide andò a consultare il Signore, perché Signore c'è questa carestia che non finisce, Dio gli disse a Davide perché c'era una violazione di ciò che un patto che era stato fatto verso i Gabaoniti in Giosuè capitolo 9, chi vuole leggerlo. E quando questi Gabaoniti si presentano da Giosuè e iniziano a dire a Giosuè: noi veniamo da lontano, vi ricordate questa storia, no? Che erano tutti con vesti stracciati, volevano prendere con inganno Giosuè, finché loro non hanno ricevuto quelle che loro desideravano, perché avevano paura di Dio di Giosuè, avevano sentito parlare di questo Dio tremendo che aveva fatto cose meravigliose in Egitto, in Canaan, aveva abbattuto le mura di Gerico. Allora questi Gabaoniti avevano avuto paura e loro riuscirono a ottenere una promessa, un patto con Giosuè. E questo patto fu violato da Saulo, che Saulo fece spargimento di sangue verso i Gabaoniti, e Dio disse a Davide: guarda che la carestia è venuta per mezzo di questo patto che è stato violato, perché Saulo ha ucciso i Gabaoniti. E il patto che aveva fatto con Giosuè era quello di non uccidere i Gabaoniti. E Dio disse: c'è stato spargimento di sangue. E questo patto deve essere ricucito con spargimento di sangue. Questa era la scena del capitolo 21. Noi sappiamo tutto questo cosa significa, del patto che noi abbiamo violato, il patto che stavamo lontano dal Signore, che questo patto è stato ricucito per mezzo della redenzione che abbiamo ricevuto in Cristo Gesù, per mezzo del sangue di Cristo Gesù. Noi abbiamo ricevuto la redenzione e ne stiamo in un nuovo patto, è vero. Questo è un po' il contesto che noi stiamo vivendo, e dopo questo arriva che i Filistei iniziano a muovere di nuovo guerra contro Davide e contro il popolo di Israele. E noi vediamo che il primo gigante che abbiamo trattato è il gigante dell'orgoglio, era Goliat. E vediamo il secondo gigante che ci presenta il testo di Samuele 21, che lo chiama Isbi Benob, è vero? Isbi Benob. Quanti si sono soffermati a vedere cosa significa questo nome?
Isbi Benob significa colui che porta stanchezza, colui che porta affaticamento. Quanto di noi abbiamo a che fare con questo gigante? È vero? Quanti di noi? Quante volte ne siamo stanchi? Quante volte dopo una giornata di lavoro andiamo a casa, ci mettiamo sul divano? Quante volte sentiamo quella stanchezza che non riusciamo più a avere comunione con il Signore? Non riusciamo più a leggere la parola, non riusciamo a aprire, studiare la parola, perché abbiamo stanchezza, perché siamo stanchi, siamo affaticati. Gloria al nome del Signore. E questo gigante, noi abbiamo a che fare con questo gigante ogni giorno, perché ogni giorno Isbi Benob si presenta davanti alla nostra vita che vuole portare stanchezza, perché quando lui porta stanchezza alla nostra vita noi iniziamo a essere deboli, iniziamo a indebolirci. E come era Davide? Davide era debole, è vero. Davide era debole e Isbi Benob aveva questo obiettivo di uccidere Davide. E quando noi siamo deboli, si presenta Isbi Benob davanti a te per indebolirti ancora di più, perché il suo proposito è quello di portarti lontano dalla presenza di Dio, lontano dalla comunione con la parola di Dio, lontano dalla Chiesa, lontano dai fratelli, affinché tu ti possa essere sempre di più stanco e possa la tua vita, la tua lampada spegnersi. Fratello, sorella, Dio questa mattina sta parlando in un modo chiaro alla vita di ognuno di noi, perché ognuno di noi ha a che fare con Isbi Benob, è vero? Non solo io. Quanti di noi alla sera siamo stanchi e non riusciamo più a leggere la parola? Quanti di noi diciamo va bene, dopo fra un'oretta vado a leggere la parola, quell'ora passa e dopo sei ancora più stanco? E arriva un punto che ti metti nel letto e dici faccio una preghiera al Signore e chiudi gli occhi senza pregare, perché questo gigante ha raggiunto il suo obiettivo, è quello di affaticarti, è quello di stancarti, è quello di non far alzare il tuo sguardo verso il tuo Signore, verso il mio Signore. Gloria al nome del Signore. Allora vediamo che Isbi Benob aveva l'obiettivo e lo scopo di distruggere Davide, di distruggere la nostra vita, fratello, sorella. Noi dobbiamo essere uomini e donne che proteggono anche i nostri fratelli. Amen. Dobbiamo essere uomini e donne che proteggono anche i nostri fratelli. La parola di Dio ci richiama a sostenere il debole, a fortificare il debole. E chi può fortificare un debole? Qualcuno che è forte, qualcuno che riesce a fortificarlo. E in questo momento Davide era stanco, era debole, ma noi vediamo che Abisai andò in soccorso di Davide. Andò in soccorso di Davide. Gloria al nome del Signore. Il nome Abisai significa mio padre è aiuto, mio padre è protezione. Questo significa Abisai. Vediamo che mio padre, l'aiuto, la protezione di Dio, fratello, sorella, agisce attraverso la nostra vita quando noi andiamo in soccorso ai nostri fratelli e alle nostre sorelle. Alleluia. Davide era debole, ma Abisai andò ad affrontare quel gigante. Fratello, sorella, questo ci parla dell'unità dello Spirito, dell'unità della Chiesa. Perché quando vediamo fratelli e sorelle deboli, non dobbiamo giudicare, non dobbiamo criticare. Ma quando vediamo fratelli e sorelle deboli, noi che siamo forti, dobbiamo andare in loro soccorso, dobbiamo aiutarli. Questa è l'armonia del corpo di Cristo, questa è l'unità dello Spirito, questo è quel corpo che Paolo ci presenta nel Nuovo Testamento, nella sua lettera, quando dice noi siamo membri l'uno all'altro.
Ne siamo membri l'uno all'altro. Io non posso fare a meno di Priscilla, non posso fare a meno di mia moglie, non posso fare a meno della tua vita, perché siamo membri l'uno all'altro, siamo legati l'uno all'altro in uno stesso corpo. E se tu sei debole, io ti devo sostenere, ti devo aiutare, ti devo rialzare, perché io e te dobbiamo camminare insieme in armonia nel corpo del Signore, perché abbiamo un obiettivo da raggiungere, e l'obiettivo è la meta celeste, fratello, sorella. E questo obiettivo deve essere fisso davanti ai nostri occhi, e non dobbiamo vivere un cristianesimo egoista. Pensare solo a noi stessi. Non siamo stati chiamati per pensare a noi stessi, ma siamo stati chiamati in un corpo meraviglioso, dove la mano non può dire non posso fare a meno del piede, il piede non può dire non posso fare a meno della mano, l'occhio non può dire posso fare a meno della bocca o almeno del naso. No, fratello, sorella, tutti insieme abbiamo bisogno l'uno all'altro. Vediamo che Davide era stanco e Abisai andò in soccorso a Davide, perché forse per Davide poteva essere una morte certa in quel momento, perché davanti a un gigante, quando siamo deboli, possiamo perdere, ma quando c'è un corpo che lavora in armonia, fratello, sorella, un corpo che si sostiene l'uno all'altro, come dice la parola, sopportatevi l'uno all'altro, pregate gli uni agli altri, amatevi intensamente gli uni agli altri. È vero, non è parola d'uomo, ma è parola di Dio. Confessate i peccati gli uni agli altri. Oggi quando sentiamo questa parola di confessare i peccati gli uni agli altri, mamma mia, perché la nostra mente deve essere rinnovata. Perché per il corpo di Cristo, per un popolo, per il popolo di Dio, deve essere una cosa normale. Nel dire Priscilla, ho questa debolezza, ho bisogno che tu preghi per me affinché il Signore mi possa fortificare in quest'area della nostra vita. Fratello, sorella, quando noi non facciamo questo, noi stiamo dando spazio a Goliat, il gigante dell'orgoglio. Ma quando noi confessiamo, pastore prega per me, sorella prega per me, fratello prega per me, perché questo lato caratteriale che mi fa sbagliare, mi fa agire di impulso verso gli altri. Ho bisogno che tu preghi per me affinché Dio possa cambiare, modellare il mio carattere, modellare il mio linguaggio, modellare le mie azioni, che posso rispecchiare Cristo in tutto io quello che faccio. Questo è, fratello, sorella, è l'armonia del corpo. E Abisai andò in soccorso a Davide. E Davide non disse vicino a Abisai, perché hai fatto questo? Io ero abbastanza forte per affrontarlo, no? Davide è stato grato a Dio per l'aiuto di Abisai. Fratello, sorella, vogliamo il risveglio? Amen. Amen. Iniziamo a vivere nell'armonia del corpo. Iniziamo a vivere la parola. Perché la parola non deve essere soltanto conosciuta, è vero, ma la parola deve essere vissuta. Paolo dice la conoscenza gonfia, ma è lo spirito che vivifica. Noi questa parola è buono conoscerla, ma altresì buono vivere questa parola. Gloria al nome del Signore. Non possiamo praticare qualcosa che non viviamo. È vero. Oh sorella, oh Priscilla, perdona la sorella. Perdona, la parola di Dio dice perdona. Hai ricevuto perdono e tu devi perdonare. No. Questa parola perdono mi fa male. È vero. Eppure lo leggiamo nella parola di Dio. Perdonatevi a vicenda. È vero. Quando subiamo un torto, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo perdonare. Lo dice la parola. E quando io non perdono, quando ricevo un torto, che cosa sto facendo? Soltanto una conoscenza senza una pratica. Ma io quello che leggo, io devo vivere. Perché rischiamo di essere soltanto tanti testoni.
Tante persone che conoscono, ma di pratica c'è poco. Gli Atti degli Apostoli, Luca inizia così: io scrivo tutto ciò che Gesù Cristo prese a fare e poi a insegnare. Gesù prese a fare e a insegnare. Gesù praticava e insegnava. Gesù non insegnava soltanto, ma Gesù praticava ciò che lui insegnava. E quello che noi predichiamo e quello che noi testimoniamo lo dobbiamo praticare. Praticare, fratello. E Abisai fece questo, stava praticando l'importanza di sostenere il suo re, perché era un uomo fedele al re. Gloria al nome del Signore. E noi dobbiamo circondarci di persone che amano Dio, di persone che sono fedeli al Signore, di persone che hanno zelo per il Signore. Gloria a Dio, fratello, sorella, circondati di uomini e donne che amano il Signore. Tutti coloro che vogliono calunniare, vogliono fare maldicenza, allontana nel nome di Gesù, allontana nel nome di Gesù. Perché non vogliono il tuo bene, ma il gigante che vuole il tuo male, vuole distruggere la tua vita. E quando noi allontaniamo e ci circondiamo di uomini coraggiosi, uomini zelanti, uomini che amano Dio, sei certo che nel momento della tua debolezza verrà in tuo aiuto, ti verrà a sostenere, ti verrà a incoraggiare. Gloria al nome del Signore. Questa è l'importanza di essere circondati di uomini e donne che amano il Signore, perché nel momento di debolezza ti aiuterà, ti sosterrà, non ti abbandonerà, non ti lascerà. Gloria al nome del Signore. E questo vediamo che è il secondo gigante, è vero? La seconda pietra. Noi questa mattina dobbiamo lanciare delle pietre, fratello, sorella. Dobbiamo lanciare delle pietre sui giganti che stanno dando fastidio alla nostra vita. Questa mattina voglio sentire tanti rumori di pietre che cadono a terra e tanti rumori di giganti che vengono questa mattina uccisi e distrutti nel nome di Gesù. Il gigante dell'orgoglio, il gigante della stanchezza, il gigante dell'affaticamento. Questa mattina lancia la pietra e distruggilo nel nome di Gesù. Distruggilo nel nome di Gesù, perché se tu non lo abbatterai, lui abbatterà te. Se tu non lo abbatterai, lui abbatterà te. Non abbiamo alternative. Vogliamo vivere il risveglio, vogliamo vivere un cristianesimo di vittoria, perché noi apparteniamo a colui che ha vinto, fratello, sorella, e noi dobbiamo vivere in quella vittoria, perché noi siamo più che vincitori in Cristo Gesù, fratello, sorella. Il popolo di Dio è un popolo che vince, non è un popolo che perde. E se ne vogliamo vincere, fratello, sorella, dobbiamo metterci in piedi come dei soldati che vanno in guerra, che vanno in una battaglia spirituale, che affrontano i giganti senza paura, senza timore, ma lo affrontano con l'autorità, con il bastone in mano, con l'autorità che Dio ci ha rivestiti, con l'unzione che Dio ha riversato sulla nostra vita, e per certo tu vincerai. Tu vincerai, fratello, sorella. Andiamo a vedere il terzo gigante che si presenta davanti al popolo, davanti a Davide. E si presenta un gigante che si chiama Sippai. Nel stesso testo, in Secondo Cronache, viene chiamato Saf. E questo nome significa soglia. Vi dice qualcosa? Soglia. La soglia di una porta, è vero. È vero. La soglia di un ingresso, di un portone. Vero, fratello? La soglia che cos'è? La soglia della porta. La soglia di un ingresso. E nel linguaggio biblico questo ci richiama a custodire la casa, a vigilare
la casa. Perché questo gigante si presenta alla soglia della tua casa, si presenta alla soglia del tuo cuore, e se trova aperto, lui entra e ti distruggerà. Proverbi capitolo 4 dice: custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, perché da esso provengono, è vero, sorgenti di vita, dal cuore. E noi dobbiamo custodire il nostro cuore, perché quando questo sippai si presenta alla soglia del nostro cuore, fratello, sorella, non dobbiamo permettere che questo gigante entra nel nostro cuore. Non dobbiamo permettere che questo gigante semina sentimenti sbagliati nel nostro cuore. Non dobbiamo permettere a questo gigante di seminare gelosia nel nostro cuore. No, fratello, sorella. Ma dobbiamo custodire il nostro cuore, perché il nostro cuore è soltanto per il Signore, perché il nostro cuore deve essere ripieno della presenza di Dio, il nostro cuore deve essere ripieno della parola del Signore, il nostro cuore deve essere ripieno di sentimenti di giustizia, di sentimenti che vengono da Dio. Gloria al nome del Signore. Fratello, sorella, la parola di Dio ci dice di custodire il nostro cuore, essere vigili sul nostro cuore, sulle nostre case, perché questo gigante vuole entrare nelle nostre case per distruggere la nostra famiglia. Questo gigante viene alla soglia della tua casa per portare discordia all'interno delle famiglie, per portare divisione nei matrimoni, per portare discordia tra padre e figlio, da madre e figlio. Questo gigante si presenta alla soglia della tua casa. E quando noi non vigiliamo, quando noi non custodiamo la nostra casa, noi rischiamo che questo gigante trova una porta aperta, entra e porta distruzione all'interno delle famiglie. Quante famiglie abbiamo visto distrutti? Quanti matrimoni abbiamo visto distrutti? Perché? Perché non c'è stata vigilanza. Non c'è stata una custodia sul cuore, sulla famiglia. Ma siamo stati superficiali quando si è presentato Saf alla soglia della nostra casa. Siamo stati superficiali. E tante volte noi rimandiamo il problema. È vero. Quando si presentano delle difficoltà all'interno della famiglia, all'interno dei matrimoni, rimandiamo. Vediamo più avanti, vediamo. Arriva a un certo punto dove ti trovi davanti a un tribunale e non ti rendi neanche conto, perché questo gigante ha trovato la porta aperta e lui affusca la tua mente e non riesce più a essere lucido fino a un punto che tu troverai la tua famiglia distrutta. Ecco perché dobbiamo vigilare, dobbiamo custodire, fratello, sorella, il nostro cuore, e dobbiamo custodire le nostre case. Gloria al nome del Signore. E questo gigante fu abbattuto da Sibekai. Sibekai, che significa il mio rifugio è il Signore. Quanti possono dire questa mattina il mio rifugio è il Signore? Sì, Saf si presenta, ma io mi rifugierò nel Signore. Alleluia, perché nel Signore io ricevo forza, nel Signore io vigilerò, perché il Signore mi aiuterà a custodire tutto ciò che Lui mi ha affidato, la mia famiglia, il mio matrimonio, i miei figli. Io mi rifugierò nel Signore. Gloria al nome di Dio. Sibekai, il mio rifugio è il Signore. Alleluia. Noi vediamo alla fine come questi nomi alla fine sono una preghiera potente. Messi insieme viene fuori una preghiera potente, fratello, sorella. Allora abbatti Saf questa mattina. Forse dei sentimenti sbagliati sono nel tuo cuore, che non sei riuscito a custodire il tuo cuore. E quando questo gigante si è presentato, ha seminato, ha avuto una porta aperta. Questa mattina Dio ci sta dicendo attraverso la sua parola: tu questa mattina hai una pietra in mano, la pietra della fede, tu la devi lanciare
contro Goliath, contro Isbibenob e contro Saf. La devi lanciare questa mattina, fratello, sorella, se vuoi vivere nella pienezza dello Spirito, se vuoi vivere nella vittoria. Gloria al nome del Signore. Ando più veloce, faccio più veloce, va bene? Alleluia. Quarto gigante ci dice, Samuele ci dice che Goliath di Gad, è vero? Ma Goliath di Gad non è quello che aveva ucciso Davide. Perché lo troviamo di nuovo scritto? Perché in effetti non era lui, ma era il fratello. E secondo Cronache capitolo 20 ci dice che era il fratello di Goliath e il suo nome si chiama Lami. Lami che significa il mio pane. Il nome Lami significa il mio pane. E questo rappresenta il cibo che il mondo vuole nutrire la nostra vita. Perché il mondo ci vuole cibare del suo pane. Lami ci vuole cibare del suo pane. Ma noi abbiamo un altro pane, gloria al nome del Signore. È quel pane che è sceso dal cielo. È quella manna che ne vediamo nel libro dell'Esodo. E vediamo quel pane che ogni giorno nutre la nostra vita. Fratello, sorella, non nutrirti del pane di questo mondo, perché il pane di questo mondo è veleno per il tuo spirito, per il mio spirito. Ma il pane che viene dalla parola di Dio, il pane che è disceso dal cielo, è il pane che ci dà vita. Gloria a Dio, fratello, è il pane che ci dà vita, e di questo pane noi dobbiamo nutrirci ogni giorno. Mentre la mia arriva con il suo pane, tu prendi autorità e prendi la pietra, lancia. No, io non mi nutrirò del tuo pane, ma io ti abbatterò nel nome del Signore degli eserciti, perché io non mi lascerò influenzare dal pane di questo mondo. Perché ho un altro pane. E nella storia biblica vediamo di una donna che era a Betlemme, viveva con la sua famiglia. Un giorno a Betlemme venne una grande carestia. Nel libro di Rut, capitolo 1, vediamo che Naomi con la sua famiglia si trasferirono a Moab, in terra straniera, un popolo che era nemico di Dio. A Betlemme c'era carestia, ma a Moab c'era pane. È il pane del mondo. E Naomi non hanno agito con saggezza, perché non hanno avuto fiducia nel Signore. E quando noi passiamo momenti di carestia, fratello, sorella, non ti abbattere, ma continua a confidare nel Signore. Non ti spostare, non andare a Moab, non andare dove il pane di questo mondo può uccidere la tua vita, dove il gigante è lì che ti sta aspettando con un tozzo di pane in mano per offrirtelo. Rifiutalo nel nome di Gesù. Rimani a Betlemme nella tua carestia, rimani a Betlemme. Betlemme significa casa del pane. A Betlemme c'è pane, fratello, sorella, anche nella carestia. Abbi fede nel Signore, perché Dio provvederà il pane per la tua vita ogni giorno. E questo pane ha un nome e si chiama Gesù Cristo, il Signore. È Lui il pane che è disceso dal cielo. È Lui che è vicino a te nei momenti di carestia. È vicino a te nei momenti di difficoltà. Vediamo che Naomi e la sua famiglia andarono a prendere un altro pane. E questo pane fu un pane avvelenato per la famiglia. Morì il marito, morirono i figli. E dopo che ha perso tutto, lei tornò a Betlemme. Perché le nostre scelte, fratello, sorella, condizioneranno le nostre scelte condizioneranno il nostro domani. Le scelte che aveva fatto Naomi furono condizionate perché fu una scelta sbagliata. E lei, quando tornò a Betlemme,
E le sue amiche chiamavano Naomi. No, no, non mi chiamate più Naomi. E adesso sono amareggiata. Ho perso tutto. Perché ha perso tutto? Perché la mia gli aveva offerto il suo pane. La mia gli aveva offerto il suo pane e non ho avuto discernimento, non ho avuto saggezza. Ha accettato il pane di Lamì e quel pane è stato fatale per la sua famiglia. Allora questa mattina, fratello, sorella, abbattiamo Lamì, tutto ciò che il mondo vuole offrire alla tua vita, compromessi, piaceri, rifiuta nel nome di Gesù questo pane. Abbiamo un pane più prezioso che la parola di Dio. E questo Lamì fu ucciso da Al-Canan. Al-Canan significa grazia di Dio. Quando noi, fratello, sorella, apprezziamo la grazia di Dio, non ci facciamo condizionare dal pane di questo mondo, ma rimaniamo fedeli al Signore perché Lui ci ha fatto grazia. Amen. La grazia di Dio che ci aiuta a rifiutare il pane di questo mondo. L'ultima pietra, l'ultimo gigante. Il quinto gigante. Non ci dice il nome, ma ci dà la rappresentazione di questo gigante. Un gigante che aveva 6 dita ai piedi e alle mani. In tutto aveva 24 dita. E la parola di Dio, il numero 6 è il numero dell'uomo. E in questo gigante vediamo l'imperfezione. Vediamo la carnalità dell'uomo. E il quinto gigante è il gigante della carnalità. È il gigante che ti vuole far vivere nella carne. È un gigante che ti vuole far agire in un modo imperfetto, in un modo carnale. Che ti vuole far camminare in un modo imperfetto, in un modo carnale. È il gigante che non vuole che tu cammini per lo spirito, ma è il gigante che desidera che tu cammini per la carne. E in Galati capitolo 5 noi vediamo che c'è una lotta tra la carne e lo spirito. E questo gigante si presenta davanti alla nostra vita ogni giorno. Si presenta con la concupiscenza, è vero. Si presenta con la maldicenza. Si presenta con la gelosia. Si presenta con le divisioni. Si presenta con l'ira, con la discordia, con l'amarezza. Perché vuole che noi camminiamo per la carne. E la parola di Dio ci dice: camminate per lo spirito e non adempirete affatto i desideri della carne. Soltanto quando noi camminiamo per lo spirito noi riusciamo a vincere il gigante delle 6 dita. Noi riusciamo a vincere, a battere il gigante della carne, perché stiamo camminando per lo spirito e siamo condotti dallo spirito di Dio. Sono 5 pietre, 5 giganti. È vero che questa mattina in modo profetico, fratello e sorella, devono essere abbattuti. Gesù Cristo ci ha rivestiti di autorità. Sei stato scelta, arruolata nell'esercito di Dio non per perdere, ma per vincere. E questa mattina per vincere dobbiamo metterci in piedi, affrontare il gigante, ogni gigante che si è presentato davanti alla tua vita, davanti alla mia vita, con autorità, con fermezza e determinazione e coraggio nel dire: io ti abbatto nel nome di Gesù. Non rimandare la tua battaglia domani, perché questo gigante ti può abbattere oggi. Tutto ciò che noi rimandiamo a domani è un rischio. Ecco perché la parola di Dio ci parla dell'oggi. Oggi se udite. Oggi. Perché domani può essere troppo tardi. Domani questo gigante
può essere che ti ha ucciso. Ma oggi Dio ci sta dicendo, io vi ho dato l'autorità, e questi giganti oggi, Davide inizia questa battaglia con il primo gigante nel dire: fra un mese il Signore ti darà nelle mie mani. Vero? Cosa dice? Oggi il Signore ti darà nelle mie mani. E oggi, fratello, sorella, devi dire davanti al gigante che è davanti alla tua vita: oggi il Signore ti darà nelle mie mani. Io oggi lancerò la pietra della fede e ti abbatterò nel nome di Gesù. Gloria al nome del Signore. Concludo con i 5 nomi dei vincitori, iniziando da Davide. Dio amato, dono di Dio. Secondo, mio padre, aiuto e protezione. Il terzo, il mio rifugio è il Signore. Quarto, grazia di Dio. Jonathan, quinto, dono di Dio. È una preghiera, fratello, è una preghiera. Possiamo dire questa mattina: Signore Dio, tu mi hai amato, tu sei mio padre, tu sei il mio aiuto, tu sei la mia protezione, tu sei il mio rifugio, Signore. È per la tua grazia, Signore, che io sono qui davanti a te, per il dono che tu hai dato alla mia vita, che sono davanti alla tua presenza. È una preghiera meravigliosa, che noi prendiamo dei nomi di questi 5 uomini guerrieri valorosi e coraggiosi che Davide si era circondato. Circondati, come dicevo prima, circondati di uomini coraggiosi. Capitolo 23 di Secondo Samuele, vediamo una lista di guerrieri valorosi di Davide, è vero. E quello che mi colpisce tanto, Eleazar e Samma, mi colpiscono tanto, perché Eleazar combatte con una mano, aveva la spada in mano, e con l'altro difendeva. Dice la parola che la spada era diventata una sola cosa con la mano. È quella che deve diventare la parola di Dio con noi, deve diventare una sola cosa con noi. Padre, fa che siano uno come noi siamo uno. Fratello, sorella, la parola di Dio deve essere una con noi. La spada dello Spirito è la spada dello Spirito, e questa spada Dio l'ha dato nelle nostre mani per vincere. Samma, quando si presentarono i Filistei, il popolo di Israele scappò. Samma si trovò da solo in mezzo al campo di lenticchie. Era da solo, aveva un esercito con lui, ma tutto il popolo fuggì davanti ai Filistei. Samma rimase da solo, rimase a proteggere ciò che Dio gli aveva affidato, rimase a proteggere l'opera, rimase a proteggere il campo, rimase a proteggere la comunità, rimase a proteggere quelle che Dio gli aveva affidato, e lui non si è mosso, ma lui ha affrontato un esercito di Filistei da solo. Anche se rimango da solo, io non mi lascerò rubare ciò che Dio mi ha affidato. Io difenderò l'opera del Signore, io difenderò il campo che Dio mi ha dato, anche se rimarrò da solo, che tutti andranno via, che hanno paura di questa guerra. Io rimarrò fermo e impiantato in mezzo al campo di lenticchie, ed è scritto che Dio diede una grande vittoria a Samma. E Dio darà una grande vittoria a uomini e donne fedeli, coraggiosi, ferventi, zelanti per la sua opera. Amen. Vogliamo metterci in piedi, fratello, questa mattina? Lascio la parola. No, allora questa mattina questa parola è stata chiara. È stata chiara per la vita di ognuno di noi. Ci sono 5 giganti che si sono presentati davanti a Davide, davanti al suo esercito.
Sono giganti che si presentano davanti alla nostra vita. Questa mattina io voglio pregare per te. Forse sei debole, come si trovava Davide, era un momento di debolezza. Ma Abisai andò in soccorso a Davide e uccise Asbi-Benob. Forse sei debole questa mattina, non riesci a affrontare il gigante della stanchezza, il gigante dell'affaticamento, ma questa mattina vogliamo pregare per te nel nome di Gesù, affinché insieme possiamo lanciare questa pietra e abbattere questo gigante nel nome di Gesù. Fratello, sorella, non lasciarti prendere dall'orgoglio, ma gli uomini orgogliosi non vincono. Gli uomini orgogliosi non vincono, ma chi si abbassa sarà innalzato, ma chi si innalza sarà abbassato. E noi vogliamo abbassarci, vogliamo fare un atto di umiltà nel dire: pastore, prega per me. Ci sono dei giganti davanti alla mia vita che io mi trovo in un momento di debolezza, non riesco a affrontarli, ma prega per me affinché il Signore questa mattina mi dà la vittoria, affinché il Signore questa mattina mi fortifica il mio spirito, risveglia la mia vita e io avrò la forza di abbattere questo gigante nel nome di Gesù. Alleluia. Quanti hanno bisogno di preghiera questa mattina? Vogliamo fare un canto? Vogliamo fare un canto? Alleluia. 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 Alleluia, Signore. Quanti accetteranno questa parola questa mattina? Tutti vogliamo vincere, ma tutti dobbiamo combattere per vincere. Amen. Amen. Vieni avanti, pregheremo per te. Alleluia. Questo è il corpo di Cristo. Pregate gli uni agli altri. Fortificate coloro che sono deboli. Questa è l'armonia del corpo. E questa è la Chiesa. Questa è la Chiesa. La Chiesa non ti giudica. La Chiesa non ti giudica. Quello che ti giudica è il gigante dell'orgoglio. Ma la Chiesa non ti giudica. Perché il capo della Chiesa non è un pastore. Il capo della Chiesa si chiama Cristo Gesù. E Cristo Gesù non ci giudica, ma Cristo Gesù viene in nostro soccorso. E tante volte viene in nostro soccorso attraverso i ministri. E questa mattina il Signore sta venendo in tutto il soccorso attraverso i Suoi ministri che vogliono pregare per te affinché la tua vita questa mattina possa essere fortificata. E ogni gigante che sta tormentando la tua vita questa mattina possa essere distrutto nel nome di Gesù. Oggi il Signore ti darà nelle mie mani. Questa è la preghiera della fede. Oggi il Signore ti darà nelle mie mani e io avrò la vittoria. Amen. Il tempo di questo canto, fratello, sorella, e poi dopo passerò la parola al pastore. In tempo di questo canto, se vuoi ricevere preghiera, vieni avanti nel nome di Gesù e pregheremo per te. Amen. Davide si abbassò e Dio lo innalzò. L'umiltà precede la gloria. Gesù si abbassò e Dio lo innalzò. È vero? Gesù si umiliò, si abbassò e Dio gli diede il nome al di sopra di ogni altro nome, affinché nel nome di Gesù ogni ginocchio si piega, ogni lingua confessa. Perché? Perché Gesù si abbassò e quando noi ci abbassiamo, Dio ci innalzerà. Alleluia, gloria al nome del Signore. Alleluia, Padre, gloria a te, Padre.
Alleluia, Signore. Ti benediciamo, ti glorifichiamo, Signore. Tu sei un Dio meraviglioso, Gesù. Alleluia, Padre. Grazie, Signore. Grazie, Spirito Santo, per la tua azione in mezzo a noi, Signore. Alleluia, Padre. Questa mattina vogliamo sentire il rumore di pietre, Signore. Vogliamo sentire il rumore di giganti che cadono a terra distrutti, Signore, nel nome di Gesù. Alleluia, alleluia, Signore. Ho bisogno di te, spezza il mio cuore, come il cervo brama per le acque, così ho sete. Come terra secca, così è la mia anima, ho bisogno di te. Lontano da te, Signore, non posso vivere, non vale la pena esistere. Ascolta il mio clamor, più dell'aria che respiro, ho bisogno di te. Non posso scordarmi di quello che hai fatto per me. Come alto è il cielo, la tua misericordia è infinita. Come un padre ha compassione dei figli, così tu mi ami. Allontana le mie trasgressioni, ho bisogno di te. Lontano da te, Signore, non posso vivere, non vale la pena esistere. Ascolta il mio clamor, più dell'aria che respiro, ho bisogno di te. Le lotte cercano di allontanarmi da te, freddezza, oscurità cercano di accecarmi, ma io non mi fermerò. Aiutami, Signore, voglio stare con te fino alla fine. Lontano da te, Signore, non posso vivere, non vale la pena esistere. Ascolta il mio clamor, più dell'aria che respiro, ho bisogno di te. Lontano da te, Signore, non posso vivere, non vale la pena esistere.
Dio è così grande, no? Dio è molto grande. Io stamattina ero lì e quando Gian è entrato, io mi sono ricordato di una cosa e Dio ha parlato a me stamattina. Quando lui è entrato, il Signore mi ha ricordato, ricordati che in una festa della chiesa lui ha donato tutta picanha. Non so se tu ti ricordi, ma magari una cosa di questa una persona non si ricorda. Chi dà si ricorda sempre di che chi riceve, no? Ma io ho ricevuto in quel momento, tu non sapevi la nostra necessità, ma io volevo offrire sempre il meglio, i fratelli mi conoscono. Io volevo offrire sempre il meglio, ho detto Gian, io ho bisogno di ordinare le carni. Era Natale, sembra. Era mio primo Natale qui. E io ho detto, io volevo ordinare la picanha per i fratelli. E lui ha detto, ordinerò. Ma in quel giorno che ha portato ha detto, è per conto mio, io offro tutto. E quando tu sei entrato lì, Dio mi ha detto, ricordati di questo. Ho detto sì. Allora tu ti ricordi questo beneficio che Lui ti ha fatto, ma diglielo che io mi ricordo di tanti altri che magari le persone hanno dimenticato dei beni che tu hai fatto. E quando sei entrato, il Signore mi ha ricordato di Cornélio, quell'uomo che serviva a Dio senza conoscerlo a profondo, senza conoscerlo al profondo, ma dava tutto ai poveri. È stato generoso e Dio ha detto che per la tua generosità ti ha preservato, ma che vuole ancora qualcosa profondo con te. E in quel giorno Cornélio ha preso una decisione, che oggi è un giorno di decisione per te. E ha detto che doveva avere qualcuno che lo spiegasse. E lui non sapeva, ma lì è stata una rivelazione, no? E lui, avendo quella rivelazione, ha mandato chiamare Pietro. Pietro significa un pastore, fare parte, integrare. E Dio vuole per te che tu si metta insieme, che tu ti integri. Non so come dice in italiano questa parola, che tu ti integri al corpo, perché tu fai parte di questo corpo, ma tu non conosci al profondo. Non so se sarò io questo pastore, ma non mi interessa. Se tu vuoi ci sono, ma tu hai bisogno di essere parte, di avere una famiglia spirituale, perché Dio ha una cosa molto grande, come ha fatto in quel giorno nella vita di Cornélio. E mentre lui sentiva la parola, lo Spirito Santo è venuto e ha riempito non solo lui. Vedi che Dio farà tramite la decisione che tu prenderai. Dio ha fatto nella vita di Cornélio, ma non solo nella sua famiglia e in tutti quanti erano con lui. La tua decisione di oggi tu prenderai se vuoi, tu farai per te, ma coinvolgerà la tua famiglia e coinvolgerà anche i tuoi amici, quelli che sono in stanza con te. Ma tu hai bisogno oggi, per capire meglio e per arrivare più avanti, di un pastore, chiamare Pietro, e di una famiglia che è la Chiesa. Tu non puoi stare là, no. Se non ti vediamo più la domenica mattina, sappiamo che tu sarai nella tua chiesa con i tuoi fratelli di chiesa e con il tuo pastore, e saremo contenti, sì o no? Amen? Ma tu hai bisogno di avere la tua chiesa, il tuo pastore, e seguire, perché Dio vuole farti arrivare lontano.
há una restaurazione di Dio oggi nella tua vita. Tempo novo di Dio per te. E quando tu sei entrato, Dio ha parlato questo a me. Ma c'è questo gigante che tu sai che tu devi abbattere, questo orgoglio. Ma taglialo la testa e lancialo via. E io insegno qua alla Chiesa, ai fratelli che Dio ha dato perché io sia un servitore, perché sono altro che servitore, ma insegno alla Chiesa dicendo: orgoglio non viene da Dio. Non diciamo mai io ho orgoglio del mio figlio, orgoglio do meu lavoro. No, questo no. Noi diamo gloria a Dio. Salmo 103: benedice, ó anima mia, al Signore, tutto che ha in me benedica suo santo nome. Allora noi non diciamo io orgoglio del mio lavoro, orgoglio di questo che ho conquistato, orgoglio di questi anni che sono stato in Italia. No, noi non abbiamo orgoglio di niente, perché sappiamo che tutto è misericordia di. Amen? Tu hai la ricetta oggi. Dio ha parlato con te. Ti ha visitato oggi con una porta, dicendo: tu stai senza uscita, ma io ti ho aperto la porta oggi. E Lui vuole fare una cosa grande. Se tu non verrai più, noi avremo la certezza che Lui non sarà a casa, sì o no? Ma sarà nella sua chiesa con il suo pastore. Ma se Lui vuole stare con noi siamo così come? Di braccia, con le braccia, dicendo: vieni. Amen? Che Dio ti benedica, Jean. Oggi il Signore ha lavorato sui cuori di chi è venuto e di chi non è venuto. E tu sai cosa Dio ti ha parlato. Amen? E per questo noi diciamo grazia, grazia, la grazia di Dio ci basta. Grazia, grazia, la grazia ho trovato in Gesù. Amen? Felice per la nostra sorella hermana che è arrivata, Marlene. Glória a Dio. Siamo felici con la nostra sorella, diciamo amen. Lei lavora a Borgo São Lourenço, fratelli. Preghiamo perché possa avere la domenica libera, che Dio apra una porta. E non è sempre che può stare con noi, ma lei è una guerriera. È nella preghiera delle tre. Lei non è presente tanto perché lavora, e i fratelli sanno che oggi la Nemesi lavora e tanti altri, ma noi pregheremo che Dio darà tempo di refrigério per il suo popolo. Amen? Un lavoro che tu abbia tempo per servire al Signore. Che Dio vi benedica. Pastore Vito, grazie di questo messaggio potente che Dio ti ha dato. Missionária Juliana, per tutto lo sforzo. Sono partiti 5 mesi a 6 per arrivare qua. Ma forte, basta un caffè, tutto risolto. Preghiamo ora ringraziando il Signore. Michel, che Dio ti benedica. Grazie che sei venuto. Le porte sono aperte. Qui tu trovi anche una famiglia. Amen? Che Dio benedica a tutti. E vorrei finire facendo una preghiera ringraziando il Signore di questa mattina, di tutto che il Signore ha fatto. Io vorrei invitare la Sabrina per fare questa preghiera. Oggi gli uomini ognuno fa una parte, ogni domenica fa una parte, perché qui non è la chiesa degli uomini e delle donne, qui è la chiesa di Gesù e ci sono tutti. Non c'è né maschilismo né femminismo qua. Qui ci sono maschi e femmine e Gesù che comanda i maschi e femmine. Amen? Vieni Sabrina a fare questa preghiera ringraziando il Signore di questa mattina benedetta. Chi è felice con Gesù dica amen. Alleluia. Na casa sua a gente come, como você diz, e aqui você come como eu digo. Ai, Jesus Cristo.
obrigada, Espírito Santo. Obrigada pela tua presença em nosso meio. Obrigada pela a grandeza e a majestade desse Deus. Obrigada pelo pão que foi compartilhado conosco esta manhã. Obrigada, Pai, pelo que o Senhor tem feito, meu Pai, nessa congregação. Te louvo e te exalto, Pai, Criador de todas as coisas. Para cada filho que está aqui presente, Pai, que submete a Tua palavra, submete a ordenança da Tua palavra. Obrigada pelos Teus ministros, Pai, que fizeram uma viagem longa, mas trouxeram o que o Senhor ordenou para trazer. Obrigada, Pai, porque o gigante foi abatido. Obrigada, Pai, porque a Tua presença foi através destas vidas hoje. Obrigado por cada olhar, por cada prece, por cada bondade dos Teus filhos. Obrigada pela liderança que o Senhor tem colocado nessa igreja. Não tem negado e submetido à Tua vontade. Com pouca força não tem negado, mas a Tua unção tem sido sobre ele. Obrigada, Pai, pelo sustento e o maná que o Senhor tem dado diariamente sobre este local. Como sentinela, como atalaia nessa região. Toscana de Jesus. Eu te louvo, Pai, que várias cidades serão impactadas com a Tua presença. Vários países entrarão nesta porta e o Senhor será manifestado de vários modos. Obrigada, Pai, porque o Senhor vai ampliar cada dia mais aquilo que o Senhor iniciou desde o início. É a Tua palavra, é a Tua igreja e assim submetemos a ela e a ordenança que o Senhor tem para cada um de nós. Obrigada, Espírito da verdade e do conhecimento. Obrigada, hoje e para todo sempre. Guia cada um quanto a semente que foi guiada. Que cada um se posicione com seriedade e compromisso contigo. Que os seus lares sejam visitados com a unção que foi liberada deste altar. Hoje e sempre. Amém. Glória a Dio. Signore, vogliamo anche ringraziarti per il cibo che ci hai provveduto. Benedici anche chi non ha. Grazie, Signore, che ci hai dato, che tu possa continuare benedicendo il tuo popolo. Signore, che tu possa provvedere anche a chi non ha, che sono in difficoltà nei confronti della guerra e di altre difficoltà economiche e nel mondo, Signore. Ti prego che tu possa aiutare ogni capofamiglia, ogni famiglia, che tu possa benedire ognuno e che possiamo, Signore, seguire il tuo esempio di condividere, perché so, Signore, che tu ami chi dà con gioia. Grazie per chi ha dato, per chi ha fatto. Continua con noi, che questo alimento sia buono per il nostro corpo, come la tua parola è buona per la nostra anima. Nel nome di Gesù ti ringraziamo. Amen. Che la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il grande amore di Dio nostro eterno Padre, la comunione e la consolazione dello Spirito Santo siano con tutti oggi e per sempre. Noi diciamo amen. Che Dio vi benedica. Non dimenticare il 23 agosto, sabato, alle Cascini, avremo un nostro picnic evangelistico con tutte le famiglie della Chiesa. Non mancare. Abbiamo parlato questa settimana, sarà un pomeriggio di testimonianza e vi aspetterò. Che Dio vi benedica. Vorrei chiedere ai fratelli di organizzare i tavoli e alle sorelle che ho già detto di seguire con l'organizzazione del pranzo. Che Dio vi benedica nel nome di Gesù. A tutti che ci vedono su internet, che Dio vi benedica nel nome di Gesù.